Va ora in onda Viaggiare sicuri e informati. Benvenuti a un nuovo appuntamento con Viaggiare sicuri e informati, questi i paesi che affronteremo nell'edizione di oggi di lunedì 23 maggio 2022. Tunisia, aggiornamento Covid-19, si registra attualmente un numero stabile dei contagi e dei decessi in tutti i governatorati con relativa pressione sulle strutture sanitarie pubbliche e private. Prosegue la sostenuta campagna di vaccinazione portata avanti in tutto il paese. Si ripetono manifestazioni popolari anche in seguito ai recenti sviluppi di politica interna che possono dar luogo ad assembramenti e cortei nelle principali città del paese. Alla luce di quanto precede si raccomanda la massima cautela e si invitano i connazionali ad osservare rigorosamente le misure restrittive in vigore, evitando eventuali assembramenti e rispettando le disposizioni delle autorità locali, attenendosi scrupolosamente all'obbligo dell'uso della mascherina e al rispetto del distanziamento sociale. Sudan, aggiornamento Covid-19. Per l'ingresso in Sudan è necessario produrre un certificato di vaccinazione, una dose Johnson & Johnson, almeno 2 dosi degli altri vaccini, effettuata da almeno 8 mesi precedenti all'ingresso nel paese con validità residua di almeno 14 giorni. Ai viaggiatori stranieri non vaccinati di età superiore agli 8 anni in provenienza dai paesi europei, Nord e Sud America, Cina e India è richiesta la presentazione di un test PCR test negativo effettuato entro le 96 ore dall'ingresso nel paese. Per gli altri paesi questo termine è ridotto a 72 ore. Con questo paese è davvero tutto per l'edizione di oggi di Viaggiare Sicuri Informati. Vi ricordo che le notizie sono tratte dal sito viaggiaresicuri.it. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Avete ascoltato Viaggiare Sicuri e Informati.